La Regione ha deciso di prorogare il piano triennale 2011-2013 sulla promozione e valorizzazione della lingua sarda, questo al fine di avere il tempo per programmare, col coinvolgimento degli operatori, quello nuovo che sarà pronto nel 2015. E questa è la risposta, ritenuta interlocutoria, che l'assessore regionale alla cultura Claudio Affirino ha dato all'interpellanza presentata in Consiglio regionale dal capogruppo del PISDAZ Cristian Solinas. L'esponente sardista aveva sottolineato nel suo intervento il progressivo depauperamento dei capitoli di bilancio per la lingua sarda e anche la mancata nomina del direttore del servizio dell'assessorato, un incarico rimasto vacante. Nei giorni scorsi abbiamo dato mandato per il pagamento del saldo 2013 degli stipendi degli operatori degli sportelli della lingua sarda, ha rilevato l'assessore Firino, che però non è entrata nel merito della nomina del nuovo dirigente. È intenzione di questa giunta tenere in grande considerazione il ruolo degli sportelli anche nella prossima programmazione, ha detto l'esponente della giunta, che però ha precisato che i presunti tagli che sono stati effettuati nell'assestamento di bilancio sono in realtà riduzioni di voci di bilancio che in ogni caso nel 2014 non potevano avere conseguenze in termini di erogazione di spesa. Per la promozione della lingua sarda nelle scuole, ha osservato l'assessore Firino, nella finanziaria 2014 il capitolo non è stato dotato di fondi, elemento considerato molto grave. È nostra intenzione, ha concluso l'assessore, promuovere la lingua sarda soprattutto nelle scuole, perché una lingua rimane viva solo se le nuove generazioni la parlano. Questa è la posizione ufficiale della Giunta Pigliaru. Alcuni giorni fa il coordinamento pro Sardo ufficiale, in una lettera ai capigruppo e ai presidenti delle commissioni consigliari, ha protestato e ha segnalato la situazione di grave crisi in cui si trova il comparto, a causa del pericolo sforbiciate che potrebbero ammontare al 50% dello stanziamento già garantito per il 2014 dalla Giunta Cappellacci, ma ci sono ipotesi, ha sottolineato il coordinamento, che indicano tagli per il 70-80% dei 5 milioni oggi disponibili.